cuore della nostra regione, in un territorio compreso tra Sedegliano e Varmo, hanno vissuto due personaggi che con i loro scritti e le loro opere hanno segnato profondamente la cultura e la letteratura friulana. Si tratta di padre David Maria Turoldo e Amedeo Giacomini, autori di numerosi scritti poetici in cui si incarnano tra l'altro valori e sentimenti di una civiltà rurale profondamente segnata dal contesto storico in cui hanno vissuto. Sulle tracce di questi due personaggi si è incentrato il primo dei nuovi cicli di incontri organizzati dalla Fondazione Pordenone Legge allo scopo di approfondire la conoscenza del territorio attraverso la voce, le esperienze e la visione di alcuni interpreti della nostra terra. Un modo diverso quindi di rivivere gli scorci più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, analizzati però con gli occhi e la voce di autori, poeti e giornalisti che in queste terre hanno vissuto e che hanno fatto dello scrivere il loro mestiere. La prima tappa del percorso culturale e turistico ha visto protagonista Coderno, la frazione del comune di Sedegliano che nel 1916 ha dato i natali a padre David Maria Turoldo. Giuseppe Turoldo, perché lui così si chiamava come nome di battesimo, diventa padre David Maria Turoldo dopo aver seguito il corso degli studi presso i Servi di Maria, un ordine religioso, e naturalmente, come succede un po' per tutti appunto coloro che entrano negli ordini religiosi, al momento della promessa dei voti, eccetera, ha cambiato il suo nome in David Maria per ricordare naturalmente il profeta e re Davide, che diciamo sarà un po' l'elemento ispiratore del suo percorso poetico, e naturalmente Maria, a cui si è votato fin dall'inizio, come era appunto tradizione di questo ordine. La visita ha preso il via dalla casa natale del sacerdote udinese, trasformata dopo il restauro in una sorta di piccolo museo. L'abitazione è tipicamente rurale, con la sua facciata caratterizzata da sassi di fiume e intervallata da schegge di coppi. All'interno sono ancora visibili i luoghi in cui Turoldo ha trascorso la sua giovinezza prima di trasferirsi nel convento vicentino. Per lui la casa rappresenta l'identità attraverso coloro che la abitano, i suoi genitori, i suoi fratelli. Non si tratta soltanto di un luogo fisico, di qualcosa di mattoni e poco altro, e quindi l'ha sempre portata con sé come diciamo la base da cui poi partire per le sue costruzioni, le sue poesie, diciamo il suo modo di esprimersi. E lui tornava spessissimo, nel limite del possibile a quei tempi, sia per rendere omaggio naturalmente alla tomba dei suoi genitori e quindi alla sua esperienza di vita diretta, ma anche e soprattutto per respirare l'aria di questi luoghi. Lui lo dice in tantissime occasioni, ne sentiva l'importanza. Perché io sono convinto che è la sofferenza a salvarci, anche non soltanto sul piano teologico, ma anche sul piano umano. Senza sofferenza noi diventeremo dei cinici, degli indifferenti, degli egoisti, e quindi la sofferenza è un arricchimento. Coderno e Casarsa distano tra di loro non più di una decina di chilometri. Tuttavia si narra che padre Turoldo e Pasolini non si fossero mai conosciuti di persona. Stranamente, a quanto possiamo pensare, Pasolini e padre David non si sono mai incontrati. Tragica la conclusione, nel senso che si sono incontrati proprio al funerale, nel senso che padre David ha tenuto davanti alla bara a Santa Croce di Casarsa, davanti alla bara di Pierpaolo, una lettura di una lettera letta alla mamma di Pierpaolo, la Susanna Colussi, e in quell'occasione ha voluto esprimere a Pierpaolo tutta la sua
vicinanza, come sacerdote, come amico e come fratello, con parole assai dure, assai forti, ma assai partecipate anche del vissuto di Pierpaolo Pasolini come persona emarginata, come persona cacciata dai paesi di origine come lo Stato Pasolini dal Friuli, come lo Stato Turoldo dalla sua Coderno, quando ha dovuto proprio fuggire o essere mandato in esilio perché personaggio scomodo. Come Pasolini si è dimostrato scomodo per la nomenclatura culturale dell'epoca, assai poco propensa alle innovazioni, alle idee dirompenti di Pierpaolo. In Padre Turoldo si possono trovare alcuni elementi riconducibili allo sperimentalismo tipico di Pasolini. Ne è un esempio il film Gli Ultimi, in cui il sacerdote udinese tradusse la poesia in immagini. Questo lavoro fu a tratti tormentato, motivo per cui, al termine delle riprese, decise di desistere dal proseguire la sua esperienza cinematografica. Noi dobbiamo tenere conto che Padre David ha fatto praticamente la sceneggiatura soltanto del film Gli Ultimi, perché la regia è di Pandolfo, come abbiamo detto, e Pandolfi. Il problema del film per lui è appunto la possibilità di essere poeta nelle immagini, non soltanto appunto raccontare una storia, e che possa naturalmente integrare, come era un po' la filosofia di Pasolini a quel tempo, integrare l'esperienza poetica, perché Pasolini comincia a produrre film proprio con questo intento di ampliare lo spazio della sua poesia e suggerisce, anche se a distanza, a Padre David di cimentarsi in questa esperienza che darà frutti di difficoltà, perché naturalmente Padre David, il film Gli Ultimi non è stato accolto bene per una serie di motivi che adesso non spieghiamo, e questo deluderà Padre David, appunto, che non andrà avanti col suo progetto di una trilogia, 3 film sull'esperienza friulana, esperienza dei migranti, eccetera. Per cui lui tornerà e rimarrà legato all'esperienza poetica, che è il suo spazio primario e che lo vede in collegamento con tutta la esperienza italiana, perché leggendo le sue poesie, pur essendo molto caratterizzate dalla tematica cristiana, religiosa, noi ci accorgiamo che lui interagisce con gli altri poeti, non solo Pasolini, non solo Montale, non solo gli italiani, perché lui conosce bene anche la poesia europea, i poeti appunto degli altri stati limitrofi, in particolare francesi, eccetera. E quindi è un artista che riesce a parlare con vari linguaggi, anche se questo richiede magari, per chi legge, un approfondimento per riuscire a intuire il passo ulteriore che lui fa dalla parola al concetto. Varmo, sul tagliamento in direzione di Codroipo, risalendo i campi coltivati e le risorgive, si trovano i luoghi che hanno ricevuto identità poetica e profondità della vita grazie alle parole di un altro grande autore che ha vissuto quella terra, ossia Amedeo Giacomini. Intellettuale di grande spessore, Giacomini mise al centro del proprio operato il Friuli e la sua lingua, giungendo a risultati espressivi che lo hanno qualificato come uno dei maggiori autori contemporanei in Italia. Amedeo Giacomini nasce in gennaio nel 1939 a Varmo e studia prima a Udine, poi a Urbino, e con gli anni 60 comincia una carriera di insegnante che lo porterà a fare poi professore universitario in Friuli, prima qui a Codroipo, poi a Udine, e nel frattempo mette in mano un'opera letteraria importante
e che coniuga la conoscenza della grande poesia europea alle nuove esigenze di cercare sperimentalmente linguaggi diversi. Provocatorio e lirico, prosatore raffinatissimo e sottile maestro dei versi, il poeta di Varmo ha celebrato e narrato i suoi luoghi, gli antichi mestieri, le vestigia storiche, ma anche i prodotti della terra. La sua produzione in lingua friulana è ritenuta seconda solo all'opera di Pierpaolo Pasolini. Pian piano emerge la sua passione per la sua terra, per la sua lingua e soprattutto per quel mondo contadino, la civiltà contadina, non per il mondo contadino in senso del lavoro dei campi, ma proprio la civiltà contadina con tutti i suoi annessi e connessi, che proprio in quegli anni, negli anni in cui comincia a scriverne, cioè alla fine degli anni 70, va scomparendo definitivamente, lasciando il posto a un mondo diverso. Nella poesia di Giacomini c'è un evento che ne influenza la scrittura. Il sisma che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli segnò in modo profondo la sua esistenza. Il voler stare ancora più vicino alla sua gente lo portò verso l'uso del dialetto ascoltato nelle osterie o in altri luoghi di vita paesana. Il suo fu un cambio di registro linguistico che gli permise di scrivere pagine memorabili e che gli sono valse la presenza nell'Antologia Nazionale della Poesia Dialettale accanto a nomi di spicco quali Tonino Guerra ed Elio Tessa. Nell'opera letteraria di Giacomini, che comunque sarebbe notevole, a un certo punto comincia un'altra vicenda, che è quella di un contraccolpo che il poeta riceve dal terremoto, che lo porta dalla sperimentazione in italiano, dallo sguardo che punta altrove, insomma, rispetto al Friuli, lo porta a ripensare proprio alla propria lingua, e con il terremoto comincia il Giacomini che scrive in friulano e che dopo un primo momento di rivisitazione letteraria molto profonda, inventiva, innovativa, poi troverà anche una voce sua molto intensa, molto singolare. Il grande, insomma, libro è dell'87 ed è appunto Presumunto Unviar, Presunto Inverno, il suo capolavoro. A tal proposito, la Fondazione Pordenone Legge nel 2014 ha rieditato quest'ultima opera. Grazie alla collaborazione con la casa editrice canadese Legas Publishing e la cura del testo ad opera della docente pordenonese all'Università di Calgary Francesca Cadell, il volume è stato pubblicato con una nuova veste e propone i componimenti del poeta di Varmo in friulano, italiano e inglese. La forza della poesia di Giacomini non poteva passare inosservata ad un altro grande interprete della cultura contadina di quel tempo, quale fu padre David Maria Turoldo. Il friulano utilizzato dal poeta di Varmo fece breccia nel sacerdote udinese, tanto che quest'ultimo gli dedicò parte di un suo scritto. Giacomini e Turoldo erano molto amici in quanto facevano parte, bisogna ricordarlo, della giuria del premio Nonino. E quindi lì si erano incontrati anche accanto a tanti altri personaggi della cultura italiana. Turoldo ebbe modo anche poi di parlare del lavoro di Giacomini presentando questo lavoro Tiare pesante che per i tipi di Angelico Benvenuto è stato edito nel 1976 e lì ha voluto parlare, diciamo così, in esteso del contenuto poetico e letterario del lavoro di Giacomini, ma nello stesso modo ha avuto l'occasione e ha trovato agganci tra i suoi amici Giacomini e Pasolini. Dopo la sosta per il pranzo da Toni a Gradiscutta, luogo frequentato allora tanto da Giacomini quanto da Turoldo, la giornata di Pordenone Legge è proseguita con una suggestiva visita alla botanica Santa Marizza. Immersa nel verde e circondata dai profumi della natura, la tenuta è stata creata da Ruggero Bosco e dalla moglie Yoshiko.
L'azienda è molto conosciuta per le sue piante d'ombra ed è un punto di riferimento nazionale per la coltivazione delle felci. Un antico casale seicentesco ristrutturato con fantasia e arricchito da tanti oggetti scovati nei mercatini fa da sfondo ad un vivaio giardino in stile inglese. Il viaggio di Pordenone Legge nelle terre di Giacomini e Turoldo si conclude a Villa Manin di Passariano. Il parco e la dimora che accolsero l'ultimo doge di Venezia sono stati lo sfondo di uno dei romanzi del poeta di Varmo. A testimonianza di ciò, nella barchessa si trova ancora oggi una targa in cui si ricorda che questa ambientazione ispirò la scrittura del racconto Il giardiniere di Villa Manin, realizzato da Amedeo Giacomini e pubblicato nel 1983. Infine, accolti da sovrintendente Piero Colussi, gli ospiti di Pordenone Legge hanno potuto visitare la mostra allestita a Villa Manin dal titolo Soli di notte, dedicata all'artista spagnolo Miró.